Ci avviciniamo. Allora dai, cominciamo direi. Aspettando appunto senza vedere che beh, tanto ci presentiamo brevemente, anche se alcuni di voi ci conosciamo. Come Comitato Salerno di Narcolia diciamo che siamo nati sempre proprio a partire da un ragionamento che riguardava l'agricoltura. Quindi oggi organizzare questa iniziativa con Procedia, da tanti anni, è un proseguimento naturale di un percorso che abbiamo iniziato oramai rimontato al 2012. Un percorso che è iniziato a partire dalla questione delle sale fotovoltaiche in Argolia e da un discorso che adesso, ad esempio in Sardegna, l'anno scorso è diventato molto forte, tanti anni sulla speculazione energetica che prende spazio sui settori agricoli sardi. All'epoca era un discorso molto meno scontato, molto meno dibattuto. E l'avevamo avviato questo discorso anche a partire da un fenomeno in realtà internazionale di cui Procedia già si occupava, che era quello del blending, del fatto che a livello internazionale, appunto, essendoci diciamo un meccanismo strutturale nell'economia globale, per cui l'agricoltura e i terreni agricoli sono da un punto di vista economico un ambito di valorizzazione tendenzialmente diciamo inferiore rispetto ad altri ambiti economici, la capacità di chi ha capitale tenuto attraverso mezzi finanziari o attraverso altri mezzi economici da investire nei terreni agricoli per fare un po' quello che vuole rispetto alla capacità di chi l'agricoltura la fa di mantenere quel terreno o di accedere ai terreni agricoli, è un problema enorme a livello internazionale, nel senso che oggi ci sono un'enorme quantità di capitali finanziari che girano per il mondo e acquistano i terreni a un prezzo nettamente superiore a quello di mercato e stanno mettendo. Questo è un fenomeno che ovviamente nel sud del mondo avviene in maniera molto più netta e molto più violenta, però qualche fenomeno del genere piano piano si verifica anche dalle nostre parti, anche in Europa, e anche in Italia e anche in Sardegna. Quindi noi siamo partiti da questo discorso qua e per poi sviluppare insomma tutta una serie di ragionamenti che hanno riguardato sia lo sviluppo del coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica e quindi un discorso sull'energia in Sardegna, che abbiamo sviluppato negli anni, sia un discorso sulla crisi della vita agricola e rurale e quindi sul fatto che poi l'abbandono delle campagne e anche diciamo tutta una serie di cambiamenti nell'idea che noi abbiamo della campagna che ci circonda poi diventa terreno fertile per operazioni finanziarie che si localizzano sul territorio e trasformano il territorio in qualche modo diciamo rendono più acuta anche questa crisi agricola che poi si accompagna a tutta una serie di altre crisi, nel senso che noi viviamo in territori che hanno vissuto la trasformazione della società da una società agricola a una società di altro tipo, ma che fondamentalmente faticano
o non riescono bene a trovare un proprio senso all'abitare questa nuova società, nel senso che sappiamo benissimo che le comunità in Sardegna sono in fase di spopolamento, sono in fase di invecchiamento della popolazione, quindi l'abbandono delle campagne, che è stato un fenomeno precedente, si sta accompagnando adesso a un abbandono dei paesi, a un abbandono del territorio e della nostra analisi, poi dopo magari lo sviluppiamo un attimino di più. Sono fenomeni collegati questi, cioè il fatto che l'agricoltura sia un mestiere fondamentalmente che non attira più da una parte, dall'altra, che per essere, tra virgolette, usando un termine che a me non piace, ma che diciamo è quello su cui si fonda il sistema economico attuale, non è più competitivo avere un'azienda che non sia di una certa grandezza, che non abbia un certo tipo di organizzazione, che poi vuol dire poche persone che praticano agricoltura su grandi spazi. Questo fa sì che questo meccanismo dello spopolamento sia alimentato dal funzionamento oggi del sistema agricolo. Quindi noi oggi siamo qua, insieme a Crocevia, che si sviluppa su spazi molto più ampi di quelli di cui ci occupiamo noi, nel senso che Crocevia invece ne parlerà Mauro, internazionale, che si occupa a livello globale di questi fenomeni, e siamo qua per ragionare su come proporre delle alternative. Prima, facendo un'analisi collettiva delle problematiche che sono infinità, le problematiche legate alla vita rurale, all'agricoltura e alle comunità rurali, e poi nel pomeriggio proponendo delle linee di azione, delle proposte di soluzione, delle proposte insomma di campagna da portare avanti. Di un embrione siamo pochi oggi, ma comunque da qualche parte bisogna ripartire per ricostruire un seme che poi porti a una rete più diffusa. Per adesso mi fermo, c'è il sindaco di Napolia, se vuole la parola, ringraziando ovviamente l'amministrazione per aver patrocinato questa iniziativa e averci concesso la sala. Buongiorno a tutti, grazie della presenza che qua fino da noi e grazie a questo movimento Carovana Contadino, giusto? Che ho cercato di informarmi un po' su come cosa ho cercato di fare e non è un compito facile. E per quello che vedo è ovvio che dispiace non vedere la presenza che almeno nel paese riguarda l'argomento, quindi parlo dei contadini o comunque di quelle persone che lavorano nel settore. I contadini oggi sono pochi, quindi c'è da chiedersi il perché, ed il perché è facilissimo. Se non si va alla base, perché tu giustamente hai detto, scusami, hai detto buttiamo un sasso, ma alla base quali sono? Sono le associazioni di categoria che vogliono coinvolte in modo tale da poi coinvolgere i loro iscritti, perché i loro iscritti pagano parecchio per tutte le pratiche, per tutti i sogni, per tutte quelle cose che di fatto dovrebbero aiutarli. Quindi se non sono qua vuol dire che non sono stati coinvolti. Per il resto la materia di realizzazione è sempre più difficile. L'Arboria di per sé non ha moltissimo territorio, diciamo, non dico idoneo, comunque non ha molto qualcosa bonificato, ma molto no, perché per origine collinare, eccetera. Però non che non si possa fare agricoltura, non che non si possa assolutamente partire per quei prodotti sani che una volta impedivano quello che oggi vediamo tutti. Parlo di intolleranze, parlo di tantissime cose. Poi l'argomento si sposta, è ovvio, su quello che è, diciamo, l'abuso energetico. È vero, noi ne siamo colpiti e come ho detto altre volte,
forse siamo stati nel circondario il primo paese colpito, nel senso di cessione di territorio per le serre fotovoltaiche, e ho sempre detto che tutto sommato in quel periodo non siamo andati male, ma soprattutto siamo stati lasciati soli da chi governava a prendere una decisione che all'epoca si era contestata ma non aveva dato frutti. Oggi quello che in arrivo è peggio di quello che abbiamo avuto, per il momento tace, ma sta per arrivare. E lo sappiamo tutti, chi prima arriva piazzerà le pale, oltre a quello che sarà sulle famose posizionamenti per dove pascolano le pecore. Perché l'argomento dell'agricoltura porta a quello. Per il resto posso solo augurarvi buona fortuna in tutto, però vi chiedo questo, coinvolgete le associazioni di categorie che portino i loro iscritti, perché pagano tanti soldi per essere informati e non sono informati. Grazie. Allora, io faccio una breve introduzione sulla situazione in Sardegna, poi passo la parola a Mauro che ci parlerà di Procedia, della insomma, della carovana contadina e di quello che conoscono loro e anche delle loro idee per questa iniziativa che hanno proposto. Allora, un paio di dati dai censimenti dell'agricoltura, diciamo, in Sardegna. Noi abbiamo dei trend ormai costanti da decenni. C'è un trend di diminuzione della superficie agricola totale molto forte. C'è un trend opposto in Sardegna che va avanti da 20 anni invece che aumento della superficie agricola utilizzata. Questo vuol dire che in un contesto in cui tra l'altro il trend attualmente costante è quello della diminuzione fortissima delle aziende, si parla di una diminuzione del 43% fra il 2000 e il 2010 e ancora del 25% fra il 2010 e il 2020, quindi diminuita, ma comunque si parla di un quarto di aziende in meno di 10 anni. E cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che generalmente in un contesto di diminuzione complessiva delle aziende della superficie agricola, le aziende che sopravvivono devono farsi più grandi, nettamente più grandi. La Sardegna è la regione d'Italia in cui la media dell'estensione delle aziende agricole è una quarta, e questo è dovuto anche al fatto che la tipologia di azienda agricola prevalente in Italia e in Sardegna è quella del pascolo ovino, e diciamo che siamo in una situazione se non di monocultura, perché in una regione grande come la Sardegna è impossibile, però quasi, nel senso che metà delle aziende sarde sono aziende zootecniche e la stragrande maggioranza di queste si occupa di pascolo ovino. Non so, se poi andiamo a guardare anche la produzione agricola, la produzione agricola è comunque legata al seminativo per il foraggio. Quindi diciamo che abbiamo un sistema agricolo che in gran parte dipende dal sistema del pascolo ovino e che sappiamo benissimo è attualmente probabilmente l'unico comparto agricolo in Sardegna che in qualche modo riesce a reggersi nelle condizioni di mercato che ci sono, o quantomeno in maniera massiccia diffuso sul territorio, ma è un comparto in costante crisi. Ci ricordiamo pochi anni fa le proteste dei pastori sul prezzo del latte, sappiamo benissimo che comunque c'è un contesto di governo del mercato, pochi attori che sono quelli che comprano il latte prodotto dalle aziende sarde per la produzione del pecorino romano, che in gran parte viene esportato negli Stati Uniti. Ora si apre tra l'altro un periodo di gravissima incertezza per tutto questo comparto dovuto anche ai dazi posti da Trump. Quindi c'è anche il rischio che in un contesto già in crisi subisca ulteriormente una mazzata molto pesante. Quindi abbiamo questa situazione e ovviamente quali sono le aziende che sono andate a perdersi di più negli ultimi decenni? Sono quelle piccole. C'è solo una categoria di azienda per estensione che cresce in Sardegna ed è quella delle aziende sotto 50 ettari. Il nostro sistema, diciamo che favorisce la concentrazione fondiaria,
favorisce la sopravvivenza di chi già era grosso, mentre le piccole aziende sono tutte in diminuzione, si parla delle aziende sotto i 50 ettari, sono tutte in diminuzione come quantità, ma ovviamente quelle che tendono a crollare e a perdersi più velocemente sono quelle sotto i 10 ettari, sotto i 2 ettari, cioè la piccola agricoltura contadina è in gravissima crisi, sta scomparendo e diciamo che noi, poi ce lo dirà meglio che Crocevia, pensiamo che in realtà questo sia uno dei problemi gravi che abbiamo, il fatto che non si riesce a garantire la consistenza delle piccole aziende, perché comunque una caratteristica delle nostre campagne è la frammentazione fondiaria e anche molto di come funzionava la campagna da noi era fondato sulla piccola agricoltura contadina. Questo si perde e diventa uno dei fattori di spopolamento, nel senso che il fatto che noi abbiamo una grande concentrazione vuol dire anche poche persone che gestiscono grandi territori. Vuol dire che territori che erano fondati su una vita agricola oggi non lo sono più, ma il problema è che le alternative che stiamo cercando, possa essere l'economia turistica o l'economia dei servizi, non reggono il confronto, per cui è molto banale. Se in un paese io ho iniziato ad avere 5 persone che gestiscono i territori, che prima erano gestiti da 600 persone, 5 persone saranno quelle che poi rimangono a vivere in quel posto. E le altre, di quelle altre, qualcuno troverà qualcos'altro da fare, la maggior parte sono già avanti dagli anni 60 e migrano. Quindi abbiamo questa situazione qua. E altri dati rilevanti, abbiamo la Sardegna è una delle regioni con giovani agricoltori, con la maggior percentuale di giovani agricoltori, ma stiamo comunque parlando di meno di un terzo del totale, cioè gli agricoltori under 40 sono meno di un terzo, mentre abbiamo quasi un terzo, il 30% sono da 60-74 anni, un 17% da 75 anni di conduttori d'azienda. Questo vuol dire che questi trend che vediamo per gli anni scorsi andranno solo a peggiorare in futuro. Siamo in questa situazione qua, quindi è una crisi dell'agricoltura, ma si accompagna alla crisi rurale generale, cioè una crisi dell'abitare rurale. Quindi noi abbiamo perso 100.000 abitanti in Sardegna in questi 10 anni. Abbiamo un indice di vecchiaia più alto al mondo, si parla di 281 persone over 65 su 100 persone under 15. Abbiamo l'età media tra le più alte al mondo, che è di quasi 50 anni. Siamo in questo contesto qua. E per invertire questo trend, diciamo che si fanno un po' di politiche spot, ad esempio, magari si danno dei soldi per prendere la casa, se la coppia si trasferisce, si danno dei contributi, si fanno tanti incontri, progetti europei in cui si fanno magari dei convegni, ci si ragiona. Manca molto spesso, anzi manca quasi sempre, questa variabile qua, quella dell'economia agricola, perché se vogliamo ripopolare questi territori, vogliamo che questi territori non si spopolino, dobbiamo anche ridare un senso a un'economia agricola che consenta a più persone di vivere e lavorare sul territorio. Altrimenti, senza questo pezzo, non riusciremo a contrastare questo andamento, perché questi sono territori che si sono popolati da questa vita qua, da una vita agricola. E il fatto che questa vita non sia più diciamo, attrattiva per le persone e che non consenta spesso un reddito dignitoso, perché poi di questo parliamo, fa sì, è uno dei principali motivi per cui questi paesi poi si sviluppano, perché si dice sempre non c'è lavoro, in realtà noi sappiamo benissimo che in tutte le nostre campagne, in tutti i nostri territori, quello da fare è infinito, non è il lavoro che manca, è il reddito legato a quel lavoro che manca.
anche qui i terreni abbandonati, tutti i paesi hanno una enorme, perché la gestione del territorio soffre di questo abbandono, quindi abbiamo anche le opere connesse all'abitare lì, che tendono a essere abbandonate. Il lavoro non è certo quello che manca, mancano le fonti di reddito. E per questo noi dobbiamo ragionare, siamo qua per ragionare su questo, no? Per come fare in modo che questo lavoro necessario di gestione del territorio, perché è necessario se vogliamo continuare ad abitarlo, possa essere sostenibile per le persone che lo fanno e possa attrarre persone a farlo. Ovviamente non è questo un discorso generico di un lavoro. Noi abbiamo anche interesse a un lavoro che sia sostenibile da un punto di vista ambientale, quindi riteniamo, penso alla maggior parte che anche le pratiche agricole e industriali debbano comunque essere riformate. Siamo nel mezzo di una catastrofe globale dal punto di vista ambientale, in cui l'agricoltura e l'agricoltura industriale sono parte, e dobbiamo ragionare quindi su problemi molto grandi. Non potremo certo oggi chiudere una discussione, oggi magari apriamo questa discussione, proponiamo i problemi dell'ambientario, specialmente della quotidianità, e poi questa sera, proveremo anche a immaginare delle soluzioni, un percorso per proporre delle soluzioni. E probabilmente la prima cosa che dobbiamo proporre alla società è anche un dibattito che non parta da soluzioni preconfezionate, ma che le costruisca le soluzioni a partire anche da come vogliamo noi che sia l'abitare in questi territori. Passo la parola adesso a Mauro Conti di Procevia. Grazie, grazie anche a tutti e a tutte voi che siete qui. Crocevia è un'associazione, un ONG che è nata nel 1958 e che lavora da sempre su biodiversità e agricoltura contadina ed ha appunto come prospettiva quella di supportare un modello di agricoltura e di produzione che è cruciale per lo sviluppo territoriale ed è al centro delle politiche anche che in Italia si sviluppano sulle aree interne, sulle altre questioni dei territori che in qualche maniera sono marginalizzati dalla politica dominante. Ossia la politica principale in supporto dell'agricoltura è una politica che è orientata verso l'agricoltura industriale, verso appunto i grandi possedimenti, come ha detto Edoardo. Noi lavoriamo a livello internazionale, sia all'interno delle Nazioni Unite, sia con la via campesina all'interno dell'Unione Europea, della Commissione Europea, ma anche a livello italiano. Stiamo cercando appunto di ricostruire uno spazio per unire i territori e dare voce ai territori. Quindi non veniamo qui per dare soluzioni, ma proprio per cercare di sentire le voci che emergono dai territori e metterle in connessione. Nel 2024 abbiamo organizzato a Roma, nella città della Teoria, nel Smattatoio, un evento che si chiamava Cambiare il campo, proprio perché abbiamo ascoltato tante volte dall'Asso Rurale Italiana, ma anche da altre organizzazioni territoriali, la necessità di trovare una connessione, una dimensione diciamo politica a livello nazionale delle varie vertenze che emergevano nel territorio. Abbiamo visto che c'era tanta difficoltà per tenerli tutti uniti, però da quest'anno abbiamo iniziato a fare questa carovana con il supporto dell'Unione Buddista Italiana in 8 regioni, in 9 territori, proprio per sentire quali sono le priorità che emergono e cercare poi dopo di metterle in connessione, tenerle insieme, dando soprattutto risposta alle esigenze concrete, e non facendo appunto un'assemblea permanente, ma cercare di vedere se riusciamo a dare risposte che sono concrete anche a livello di politiche o anche a livello organizzativo. Quello delle terre è un problema mondiale, globale,
non a caso a febbraio in Colombia si terrà un'altra conferenza internazionale per la terra che è legata appunto allo sviluppo rurale centrale. Dopo il 2006 a Porto Alegre ci sarà 20 anni dopo in Colombia. Crocevia insieme a questa piattaforma mondiale per la sovranità alimentare, sì, movimenti indigeni, pescatori che sono molto attivi all'interno della FAO, stanno organizzando questa conferenza, però appunto l'obiettivo è cercare anche di riportare questa discussione, queste prospettive a livello del territorio italiano che a volte ha più difficoltà a trovare una dimensione del genere. E comunque la carovana, appunto, questo è un inizio per ascoltare le voci del territorio ed è anche di metterle all'interno del territorio connessione, ma anche tra i vari territori cercare una sorta di convergenza, se possibile. Allora, adesso io posso chiamare delle persone che da diverse aree della Sardegna, posso chiamare Maurizio Fava a parlare. Da loro lui si occupa da tempo della questione delle sementi. Viene a parlare per la casa dei semi. Per la casa dei semi. Certo, passo la parola di Bene, buongiorno a tutti, scusate i problemi tecnici, però volevo anche giusto far vedere qualche cosettina, giusto perché non vi addormentiate sentendo parlare me, devo parlare 4 ore, quindi sono vi addormenti. No, scherzo, parlerò un po'. Dunque, a me è stato chiesto, tanto sono anche grazie al Comitato Esauriente, il Comune in Argolia e in Crocevia, che ha organizzato questa bella idea. Poi il termine contadino mi affascina sempre particolarmente, quindi mi piace appunto questa idea di questa carovana contadina. Mi dispiace che non siamo riusciti a organizzare incontri, eravamo ecco, di concentrare tutte le nostre conoscenze contadine qui, siamo un posto un po' centrale, ma come vedo oggi non ci siamo riusciti tanto. Purtroppo, come dicevo prima, i contadini veri, dentro i quali io considero anche le aziende, o perlomeno le persone che coltivano in maniera non ufficiale. Perché il problema è anche questo, no? Che non esiste una legge sull'agricoltura contadina, sono state proposte diverse, per cui, come dire, contadini per me sono tutti coloro che coltivano la terra con un'impostazione giusta, cioè un'impostazione appunto di non come dire, prelevare sulla terra quello che si mangia, vendere il surplus e far sì che la terra venga lasciata alle future generazioni, possibilmente con più fertilità di quella con cui. Quindi, per dire Francesca, che qua non viene considerata una contadina, ma per me è molto meglio di tanti agricoltori ufficiali, diciamo. Quindi, tanto sui dati che dicevi tu, Edoardo, c'è da aggiungere questo. Molte aziende non esistono sulla carta, ma esistono perché fanno cose buone, esistono perché compriamo da mangiare. Quindi ecco, ci sono più agricoltori di quelli che avete. Certo sono pochi, questo è il dubbio, perché comunque non c'è un reddito sufficiente, non c'è una società intorno che li sostiene o che dovrebbe sostenerli. E infatti ecco, poi proverò a dire alcune cosettine che stiamo facendo e che si potrebbero fare per sostenere gli agricoltori, perché è facile dire che ci vogliono
produrre cibo, però poi bisogna vedere questi agricoltori chi li sostiene, cioè chi è disposto a smettere di fare la spesa come la fa e a cambiare modo di comprare il proprio cibo, almeno in parte, perché anche io purtroppo totalmente non ci sono riuscito. Il senso è che se vogliamo contadini dobbiamo abituarci a comprare il cibo dai contadini. Questo è fatto tutto sommato di una semplicità disarmante, ma la nostra società sta comunque facilitando assolutamente perché? Perché siamo in questa gabbia qua. Se si apre, eccola, si vede? Abbastanza. Ecco, questa è la gabbietta dentro cui siamo come convinti, nel senso che abbiamo il nostro carrello, siamo convinti di guidare qualcosa, ma non guidiamo un tubo, siamo dentro i banconi al supermarket, di lato e di fronte, a volte anche di sopra. Per cui siamo dentro questa scatola dove dobbiamo comprare il cibo per la nostra famiglia. E uscire da questa scatola, diceva anche lui, non è così facile ovviamente perché è difficile trovare il cibo, è difficile trovare un po' di diversità nell'acquisto, perché ovviamente spesso una famiglia non è solo comprare le verdure e il miele biologico, ma comprare il pane, pasta, farina, formaggio, la carne per chi mangia carne, eccetera. Quindi uscire da questa gabbia è difficile, però questa società non ha la minima intenzione di farci uscire da questa gabbia perché ci nutre, peggio delle pecore, fa un sacco di soldi, figuriamoci se ci vuole far uscire. E tantissimo possiamo fare se vogliamo che ci siano più contadini in Sardegna, quanto più riuscire a uscire da questa gabbia. Io non ci sono ancora riuscito totalmente, ma ci sono in un buon 60% di quello che entra nella mia famiglia viene da agricoltori come Francesco. Non è tant'è, non è moltissimo, anche perché sono 20 anni che ci provo, però è meglio che niente. Spero poi di aumentare, però ecco, anche solo uscire il 30% fuori da questa gabbia è buono, perché è una gabbia meccanica. Perché? Perché il fatto è questo, ho messo un articolo di giornale, perché sennò poi dite che mi invento i dati, ovviamente non si vede perché le multinazionali mi votano. Sono un complottista, esatto. E questo è un articolo di giornale che dice, come ormai tanti, insomma, che il cibo è in mano a una decina, massimo una dozzina di multinazionali. Il cibo, intendo il cibo, cioè tutto, cioè quel bancone del supermarket, ma al supermarket avete visto il 90% di quello che c'è dentro il supermarket è di una di queste o di una sua controllata. E, per intenderci, il prezzo del grano, che è la base della nostra alimentazione, perché comunque noi sardi, noi italiani, grano mangiamo pane, pasta e pizza e dolci, per chi li può mangiare, sono il 70% della nostra alimentazione. Beh, il 70% della nostra alimentazione, quindi il 70% del nostro cibo, quindi la nostra cultura, perché il grano in Italia, in Sardegna, non è solo cibo, è cultura, oltre a quella religiosa, che è proprio parte delle nostre radici. In Sardegna abbiamo 500 pani tradizionali in Sardegna. 1.600.000 abitanti, 500 pani tradizionali. Se andate al museo dello studio di nuovo, vedete alcuni. E questa cosa, che è la base del nostro cibo, è la base della nostra cultura, la base della nostra storia, questa cosa qui entrano a 4 nazionali, e che hanno una ABCD, adesso non mi ricordo il nome della sigla, la Bangi, che c'è qui e altre, 4, solo 4 multinazionali, di cui nessuna italiana ovviamente, decidono il prezzo del grano mondiale, che quindi il prezzo della maggior parte del nostro cibo, cioè il grano, è deciso non alla borsa di Bologna, non alla borsa di Francoforte, dici dai, almeno europeo, ma alla borsa di cibo. Quindi 5 signori in giacca e cravatta, che sono i delegati di queste multinazionali, decidono il prezzo del cibo di 400 milioni di europei.
Questo per dirvi la situazione in cui siamo. Quindi lo so che è difficile, il fatto che ci sia un po' di mostra, ma questa situazione insomma, la scossa, perché insomma, sarà che sto invecchiando, ma comincio a non dormire più bene pensando a questa cosa qua, pensando che le mie figlie andranno in una società in cui il prezzo del grano, cioè del proprio cibo, è deciso dalla gente che è imparato manco lo mangia, non è una cosa che mi fa dormire soltanto. Per cui, per rimanere positivi, direi che vi dico velocemente alcune cose che abbiamo provato a fare a Nuoro. Vi ho detto solo pochissime cose della situazione in cui siamo, poi dirò qualcosa sui semi. Dopo la situazione un po' meno negativa del grano, messa sempre male. A Nuoro abbiamo provato a fare cultori ecologici, questo è il secondo anno che lo facevamo in piazza. E vi dico alcune delle cose che secondo me possiamo fare semplicemente per come dire, controbattere questa situazione e far sì che i contadini nascano e sopravvivano. Nascere nascono, ma bisogna vedere se si riescono a sopravvivere. E tutto sommato è semplice, è sempre la solita linea della filiera. Sono 20 anni, ormai 20 anni, che vado in giro, credo anche di più, perché ho compiuto 60 anni, sono 20 anni che vado in giro a parlare di queste cose. 12-15 anni fa dicevo vorrei andare a parlare dei posti, dei paesi del nostro circondario in cui ci sia un mercato contadino. Ma mercati contadini, a parte quelli di diritto, per citare le associazioni di categoria, non ne ho visto mai. E va bene, perché tanto qua l'ho fatto e quindi è già positivo che l'associazione di categoria faccia sostegno al mercato contadino su quelli che stanno andando in Sardegna, intenderci. Ma ne vorrei anche fuori dalle magliette, dalle bandiere gialle, ne vorrei altri. Oltre quelli, ne vorrei altri, possibilmente autogestiti dagli agricoltori, anziché eterodiritti dall'alto. Dall'alto intendo dalle associazioni di categoria. Perché comunque ricordiamoci che le associazioni di categoria sono dentro il sistema e tutto il personale che hanno lo pagano, le quote che pagano gli agricoltori perché prendono. Quindi è chiaro che chi è dentro un sistema e campa da quel sistema non ha tutto l'interesse a trovarne un alternativo. E non sto dicendo che non ci debba essere, perché se non ci fosse a oggi l'80% delle aziende chiuderebbero domani. Che senza i primi PAC per la struttura del nostro settore agricolo, se non ci fossero i primi PAC, ma anche solo se si riducessero il 50%, domani chiudono il 90% delle aziende. Quindi bene che continui. Ma, come dicevo appunto, 20 anni fa, 15 anni fa, bisogna lavorare per un'alternativa a questi primi PAC, altrimenti sempre lì rimaniamo. E, come diceva Einstein, è inutile continuare a provare a cambiare le cose usando lo stesso sistema. Bisogna tirare fuori dei sistemi alternativi. E i sistemi alternativi, senza fare grandi discorsi, tutto sommato ci sono, in piccolo si usano. Uno sono i mercati contadini, e quindi la mia indicazione è a tutti i paesi del territorio che vogliono provarci, date una piazza gratis ai contadini e fateli prendere. Semplice, facile. Anzi, facile non tanto, perché la normativa comunitaria ostacola i piccoli contadini a prendere i loro prodotti, perché c'è tutta la normativa sull'igiene degli alimenti, tutto il discorso degli HCCP, per cui i piccoli agricoltori possono vendere solo i prodotti freschi. Però, come abbiamo fatto noi a Nuoro, ci si può provare, in questo io ho sempre detto che sono disponibile dovunque voglia nascere il mercato contadino, io ci sono. Poi, eccola qua, Francesca, i mercati contadini a questo servono, a guardarsi nelle palle degli occhi, come dico io. E di gioco le faccio qua, ma lo sei ancora. Perché il mercato contadino questo fa incontrare la gente che produce il cibo con la gente che lo mangia. Sembra semplice questa cosa, ma in quella gabbia del market non succede. È la gente che compra il cibo che si confronta con le etichette
negative, non solo quelle positive, è morente, lo dico senza nascondermi dietro un dito, anche perché ce l'ho fasciato. E questo mercatino, siamo partiti da una quindicina di aziende, adesso è ridotto a 2-3 aziende nei giorni positivi. E non so quanto reggerà. Adesso, proprio con Francesca, stiamo discutendo di provare a farne un altro, e quindi speriamo di riuscire a farne un altro, ma il problema è che bisogna cercare di farlo nascere in ognuno dei paesi in cui abitiamo. Eccolo qua, questo è il gruppo degli agricoltori con cui abbiamo fatto nascere il primo contadino, così faccio vedere facce di gente che esatto, c'è qualcuno che adesso non fa più un agricoltore, quindi alcuni hanno anche smesso di fare agricoltura, alcuni continuano. E questo è il gruppo degli agricoltori che venivano al mercatino e sono quelli da cui io ho comprato il cibo e compro tutto il cibo di loro. Quindi altra cosa semplice che possiamo fare, perché io non dico cose complesse, dico cose terra, come abbiamo, è cercare gli agricoltori che abbiamo intorno a casa e comprargli il cibo. Questo è ancora più facile, perché non dobbiamo neanche aspettare che il comune faccia il mercatino. Li cerchiamo e andiamo a comprargli, cioè è difficoltoso perché devo prendere da uno il formaggio, da uno il miele, dall'altro l'olio, dall'altro il pane, si trova che mi fa il pane buono, e quindi è problematica questa cosa qua, perché per fare la spesa così ci vuole un sacco di tempo in più. Però immaginatevi le relazioni umane che nascono, immaginatevi i bicchieri di vino che si bevono durante la ricerca, e se riuscite a tornare sobri, insomma, vi trovate con la spesa fatta che arricchiti di varie relazioni che servono. Ecco, poi si finisce sempre così. Questo è il nostro gruppo d'acquisto, con il quale ogni 3-4 mesi ci facciamo una bella magnata con i prodotti degli agricoltori e invitiamo anche gli agricoltori, questi ragazzi che vedete dietro, insieme a me, quelli due in piedi, è l'agricoltore che ci produce buona parte di quello che mangiamo. È un ragazzo giovane, ha compiuto 30 anni l'altro giorno, e quindi un'altra delle cose che si possono fare sono i gruppi d'acquisto, cioè gruppi di persone organizzati, auto-organizzate, senza bisogno di essere associati, che si riuniscono, davanti agli agricoltori e gli dicono: noi qui ti assicuriamo 10 coltiva per noi e noi ti garantiamo l'acquisto. E questa è una cosa che ai contadini serve enormemente, perché uno dei problemi dell'agricoltura è che si semina il grano a novembre, si raccoglie a giugno, si trebbia e si fa asciugare a luglio e vediamo se si spaventa. E questo è un problema tecnico dell'agricoltura, ovviamente. Come si riduce questo problema? Dicendo all'agricoltore che tutto quello che coltiva, perlomeno l'80%, è già acquistato, perché c'è questo gruppo che gli garantisce che lo acquista. Come lo garantisce? Con la stretta di mano e con la fiducia. E ovviamente bisogna costruire sia da parte dell'agricoltore che dalla parte della gente. Vabbè, è lungo, quindi vado avanti. È ovvio che dobbiamo continuare sempre a parlare con i bambini, che sono il nostro futuro. Questo sono io che parlo dell'ordine sinergico a scuola dei miei figli, in tutte le scuole che sono andate dei miei figli ho fatto l'orto. Chiaramente i bambini sono il nostro futuro, quindi a loro dobbiamo sempre, più che parlare, fargli fare, toccare la terra, fare gli orti, se vogliamo che ci sia in futuro qualcuno che abbia ancora di piegare la schiena, di coltivare la terra, e sperando che nel frattempo ci sia un sistema che li sostenga quando vorranno fare gli agricoltori. Io sono insegnante, però non insegno in una scuola agraria, ma solamente il 10% dei miei alunni diventa agricoltore, o meglio, contadino, con un gruppo intorno di persone che gli acquista il prodotto. Non che glielo acquista ogni tanto, però. Cioè, non che glielo acquista quando c'è la giornata della carovana contadina o quando c'è la Cortes Apertas, glielo acquista tutte le settimane. E questo è il problema. Perché si acquista ormai abbastanza, ma solo a un certo livello. E invece il problema è la costanza, è fare la spesa dagli agricoltori. Quindi la soluzione qual è? Ho messo questo braccio sul orto che abbiamo fatto,
che il senso di quello che voglio dire è l'unico modo per contrastare efficacemente la deriva della nostra società è di creare nuovi contadini che sopravvivano e arrivino alla pensione come contadini, è quello di creare piccole comunità che stanno intorno agli agricoltori del posto dove abitiamo. Piccole comunità di agricoltori e gente che acquistano gli agricoltori, i cosiddetti coproduttori, di cui si parla tanto, perché mi faccia impazzire. Gente e contadini e gente, gruppi, e poi vi dico la mia visione in Sardegna di questi gruppi, di come si stanno evolvendo, gruppi che insieme costituiscono delle comunità autosufficienti, per cui c'è chi produce e c'è chi acquista quello che viene prodotto. Non si riesce a produrre tutto, non si riescono a produrre le mozzarelle, non si riescono a produrre i cachi, non si riescono a produrre le mele, e le compriamo fuori. Ma il grosso, il grano, le verdure, il miele, il formaggio, la carne, l'olio, dobbiamo produrceli intorno a dove abitiamo. Ecco, in questi discorsi, tra l'altro, non li faccio solo io fortunatamente, ma ci sono anche vari libri, ve ne ho messo alcuni perché si vuole informare, insomma, ci sono dei libri che di questi argomenti parlano a un livello molto, molto migliore di quello che posso dire io. Cito anche quello di Antonio Onorati, che abbiamo salutato stamattina, e che parla appunto in difesa dei contadini, che dice alcune di queste cose che ho detto io adesso, ovviamente no, molto meglio, soprattutto con dati, con la visione di uno che insomma ha girato mezzo mondo a difendere i contadini del resto del mondo. In piccolo ci mettiamo anche io e il mio amico Fabio, che qui abbiamo provato a scrivere una cosa del genere anche per la Sardegna. Non siamo così bravi come Onorati, ma ci abbiamo provato. Stiamo anche lavorando a fare un'edizione successiva, cercando di rielaborare le cose che sono successe. Ecco, una delle cose, un'altra cosa facile che si può fare, su cui io sto lavorando molto, è convincere la gente a coltivare il grano. E non dico non solo gli agricoltori, ma anche le persone che hanno semplicemente un pezzettino di terra e che insieme al vicino si vogliono coltivare mezzo ettaro di grano per farsi la loro farina. Questo è questa foto che vedete, è il grano che abbiamo messo nel libro, il grano che abbiamo coltivato per il nostro gruppo acquisto. Dopo questa iniziativa qua, a Nuoro oggi ci sono 5-6 persone che coltivano piccoli campi di grano per la propria autosufficienza, non riescono a farne in più da vendere. Ma intanto 4 famiglie si fanno. Se fossero 50 sarebbe già una rottura non da poco sul sistema. Anche questa è una cosa abbastanza facile da fare, più un blocco mentale che abbiamo che un blocco reale. Perché il grano è facile da fare, si prende un pezzo di terreno, si lavora anche poco, si può anche lavorare, si semina a mano, si aspetta, pregando la stagione che sia positiva, si arriva a raccogliere, si macina il grano e si può farsi fare la pasta o farsela fare da chi la fa, perché tutti possono fare tutto, per la propria autosufficienza alimentare. Anche questo, secondo me, non è così difficile da fare, si può almeno cominciare a fare come stiamo facendo. Dunque, qui io ho messo, ma non ho il tempo di vedere, vi dico solo brevemente che ci sono diverse piccole filiere che si stanno creando, oltre a queste delle famiglie che si fanno per casa, parlo di filiere un po' più organizzate, di gente come Salvatore che fa la pasta e che vende la pasta col grano che coltiva. Come? Facendo morire conto terzi il grano e facendo pastificare conto terzi. Anche questa è un'altra cosa tutto sommato fattibile, perché le aziende non sono costrette a avere strutture che devono essere a norma, che devono rispettare le norme della comunità europea, della CCP. Tu produci il grano, come fa anche Mirko, produci il grano, lo fai morire da un mulino conto terzi, lo fai pastificare, non pastifici conto terzi, così nel frattempo lavorano sia il mulino che il pastificio, magari il mulino con meglio ambiente. Questo è un elenco breve dei mulini che macinano terzi, che sono quelli in mezzo, e i mulini con macina a pietra con filiera completa, cioè i mulini che hanno anche una piccola macina che producono la propria pasta con filiera completa. Forse magari hanno il mulino ma non il pastificio, o viceversa.
interessa. Però qualcosa c'è in azienda, non è che siamo 0-0. Questa slide l'ho aggiustata l'altro giorno, l'avevo fatta 15 anni fa, forse 12, e c'erano 3 righe, adesso ce ne sono 15. Quindi piano piano qualcosa si muove. C'è solo un problema, troppo piano, un po' più veloci dobbiamo essere. Ecco, e arriva la questione semi. Questa è la situazione dei semi per tirarvi su. Quasi il 65% del mercato mondiale dei semi e il 75% del mercato mondiale di pesticidi diserbanti sono in mano a 8 multinazionali. Sono dati del 2009, quindi probabilmente sono anche peggio adesso. Quindi i semi, e arrivo all'argomento fondamentale di cui volevo parlare oggi, che è la questione dei semi, cioè del fatto che se non ci riappropriamo delle nostre sementi, non parlo solo delle sementi antiche, del pomodoro particolare, parlo proprio della proprietà collettiva delle sementi, cioè anche il pomodoro cuore di bue che trovo in commercio. Io non voglio andare a comprare il commercio, voglio che me lo dia Amedeo, lo chiamo Amedeo, c'hai il pomodoro cuore di bue? Dammi sì. Voglio, ho 60 anni, conto di arrivare almeno a 90, se la smetto con i Cannonau, e conto di arrivare a 90 anni a un sistema sementiere per dirlo in termine brutto, a un sistema di amici che io chiamo e che qualsiasi seme mi serve. Un seme coltivato nel territorio, che quindi ha preso l'impronta di quel territorio, e non è una cosa ideologica, lo dice l'epigenetica della scienza, che lo dico perché se no mi pigliano per friccatore più di quello che già sono. C'è la scienza dell'epigenetica che dice che un seme coltivato almeno 8-10 anni in un territorio, anche il cuore di bue acquistato in commercio è già un cuore di bue diverso. Diventa un cuore di bue di Domus Novas. Se io l'ho coltivato almeno 8-10 anni in Domus Novas. Ecco, io voglio questi semi. Uno, perché sono semi che sono adattati all'ambiente pedoclimatico del quel territorio e quindi mi producono senza concimi e magari con poca acqua, questa è la situazione di acqua che siamo. E poi, se uso anche quelli che magari coltivavo anche da 100 anni, sono anche resistenti alle malattie e quindi riesco a coltivare senza usare pesticidi chimici. Così, oltre che faccio un sistema del cibo che controlliamo, magari ce lo facciamo anche di cibo buono, che fosse il caso. Per cui questo è il sistema. È chiaro che queste multinazionali non hanno benché minimo interesse, bisogna essere agronomi neanche scienziati per capire che gente che investe questi miliardi fa semi che si deve difendere, che sono brevettati e soprattutto che vanno avanti come gli OGM solo se gli date i diserbanti che vengono loro stessi. Che finché stiamo in queste mani non cambierà nulla. Ecco perché dobbiamo avere i nostri semi. Eccoli qua. Questo è un scambio semi, qui c'è anche Mirko, ho cercato le foto in cui c'erano gli amici di oggi. Scambiamoci questi semi, ma non per avere il pomodoro particolare, scambiamoci questi semi per avere i nostri semi. Oggi io ho portato un sacco di semi a Mirko. Quando mi serve un seme chiamo Francesca, quando mi serve un altro seme chiamo un altro. Ok? Adesso abbiamo un mini sistema poco organizzato, per cui se a me, non dico mi servono tutti i semi, ma alcuni sì, faccio una telefonata e ci dico che questo sistema deve essere non solo della casa dei semi della Sardegna, ma di tutta la Sardegna. L'obiettivo deve essere della casa dei semi è quello. Qua oggi sono 2 amici con cui abbiamo tirato sulla casa dei semi e l'obiettivo nostro è quello. Allora, io ho fatto un disegnino stamattina, non riuscivo a dormire, ho pensato a voi, ho fatto questo disegnino, vedete, sono stati pessimi, ma che dice alcune cosettine. Ho segnato col cerchietto dei gruppi che in maniera anche super informale hanno un minimo di auto-organizzazione sul cibo e sui siti. Quindi qualche cosetta c'è già, non partiamo da esatto, l'ho fatto stamattina, è chiaro che mi sono dimenticato qualcuno, però ho cercato di mettere i gruppi, però, Calasetta, quindi il solito magari in contatto con te, lo conosco anch'io, ho cercato di ragionare sui gruppi dove c'è già un minimo di organizzazione. Cioè, il gruppo intorno a Francesca, Capogubino e Siniscola, hanno un gruppo d'acquisto, si coltivano in parte il grano, si scambiano i prodotti, si prendono i prodotti fra di loro e hanno un sistema dei semi che è Francesca che ha i semi per
perché i sistemi centralizzati sui semi non funzionano bene. Io ho una marea di semi nel mio studio, una stanza dedicata ai semi, molti me li hanno dati anche loro, ma non riesco a riprodurli perché non ho terra. Se dovesse partire un incendio in quella stanza, facciamo un macello della biodiversità. Non va bene. Non va bene che i semi siano accettati da poco. I semi devono continuare i contadini. I semi devono averceli i contadini. E quindi, se vogliamo avere semi in Sardegna, dobbiamo salvare i contadini, perché se non li riproduciamo, i semi delle orticole sapete che da 4-6 anni perdono i cereali poco di più, ma non molto di più. Se i semi non li coltiviamo, li abbiamo persi. Ho fatto un lavoro enorme, abbiamo fatto un lavoro enorme su questi semi, ma ce li abbiamo solo ancora io, Salvatore, Francesca, Mirko e pochi altri. Dobbiamo fare un salto in avanti. Ne discutevamo anche oggi in macchina, abbiamo tanto da fare, però vedete, quei cerchietti che ho messo in Gallura, intorno a me a Nuoro, intorno a Francesca Capopino, intorno a Salvatore Cogliastra, intorno a Sassari, in Gallura e fra Bilis e Scalo Monteferro, ci sono tanti piccoli contadini ufficiali no, che sono più o meno organizzati, più chi meno ovviamente. Gli altri nomi che ho messo, mi sono dimenticato, sono agricoltori singoli che secondo me avrebbero proprio la testa per cercare di organizzarsi intorno, ed è quello su cui dobbiamo lavorare. Finisco con l'organizzazione nostra, di cui lascio la parola agli altri. Stai guardando male, ti vedo, e che il discorso è veramente molto molto grande, però vi dico solo cosa siamo riusciti a fare con la Casa dei Semi, di cui lascio la parola agli altri. Eccolo qua. Allora, la Casa dei Semi della Sardegna cos'è? È un gruppo di persone auto-organizzati, non siamo neanche un'associazione, siamo una banda di scalmanati che ogni tanto si bisticciano e discorrono fra di loro, ma abbiamo veramente tanta passione e se siamo qua dopo 10 anni a parlarne, ce l'abbiamo, perché facciamo tutto in maniera auto-organizzata, senza nessun finanziamento, e vogliamo essere così per poter essere totalmente indipendenti dal sistema. E cerchiamo di fare questo. Vi faccio vedere non tutte le slide, ovviamente. Questa. All'inizio. Non le faccio vedere tutte, faccio vedere solo, arrivo alle slide. Come si fa a vedere lo scritto pieno? Questo. No. Ah, si vede già, lo vedo solo io. Scusa. Sì, ok. Okay. Quindi vado alla parte importante che è questa. Vabbè, questa dei contadini ve l'ho detto, cioè sì, ce li espropriano perché non ci sono contadini che li coltivano. Ecco, questo è il sistema, diciamo, di chi si occupa dei semi in Sardegna, e ci ho messo tutti, anche le autorità, chiamiamo gli enti regionali. Devo andare veloce perché sennò non finiamo più. Ci sono i comitati per la biodiversità in tanti paesi della Sardegna che sono stati sostenuti e stimolati da Laore, un'azione molto meritoria questa di Laore, che però adesso con la nuova legge sulla biodiversità regionale, che è quella che vedete solo, legge sulla tutela della biodiversità 16 del 2014, abbiamo una tutela della biodiversità, ma l'indirizzo che sto vedendo è che questa biodiversità è impregnata dalle mani regionali che la gestiscono dell'Aore, Agris e l'università. Mi sta bene, perché la ricerca scientifica è utile che ci sia, il problema è che vedo che lavorano molto per prendere i semi dai contadini, per riprodursi e per andare avanti con i finanziamenti comunitari che gli arrivano anche ai centri di conservazione della biodiversità. Va bene come prima fase, ma io voglio centinaia di contadini che abbiano biodiversità e che abbiano semi. Quelli che vi ho detto, per cui io alzo il telefono, voglio un seme, Lara mi chiama, vuole un seme, stiamo facendo un progetto a Cagliari, ci sono dei semi di mango alla mano, alzo il telefono, chiamo e li voglio entro 2 o 3 giorni. Bravo. Esatto, adesso arrivo al sistema invece che stiamo provando a fare noi, che è questo della Casa dei Semi, che è questo. Questo è l'inaugurazione della Casa dei Semi, ricordate? 7 settembre 2017. Sono passati
quasi, in 2 anni sono diventato 10, perché hanno totalmente in fretta nel 10 anni. Sì. Ecco, vedete qua un paesetto di cui qui abbiamo un degno rappresentante, un paesetto di 35 abitanti che sta scomparendo, abbiamo provato a fare questa pazzia nella casa dei segni. E ci è piaciuto farlo in questo paese perché era un paese in una vallata agricola meravigliosa, bellissima, tutta coltivata, per dire la grossa, erbario e il resto è pascolo. Una vallata che poteva fare cibo per Macomer, Inarza e Basante insieme e lasciate in mano 5-6 pastori che hanno terreni, come dicevi tu, grandi perché mandano al pascolo il bestiame e si prendono anche un po' di premi comunitari. La Casa dei Semi vuole provare a fare questo. Queste sono alcune delle iniziative che abbiamo fatto. Le iniziative che abbiamo fatto, di solito non abbiamo trovato ancora la quadra per organizzare le diverse, per organizzare in maniera più efficiente. Le varie persone che si occupano di queste cose, ne discutevamo oggi in macchina, certo dovremmo crescere dal punto di vista organizzativo, però intanto abbiamo una sorta di struttura, c'è una casa dei semi che è la stanza del mio studio a Muro che metto a disposizione, ma soprattutto ci sono tante persone intorno che li riproducono i semi, non basta la casa, ci vuole chi li riproduce i semi. Questa struttura è a disposizione di questo sogno, in cui potremo arrivare a un sistema sementiero informativo, cioè un sistema sementiero non solo gestito ma gestito dagli agricoltori, che si riproducono i semi e che gli danno ai nuovi agricoltori che vogliono usare i semi. Noi cosa facciamo? Facciamo un evento di scambio semi all'anno, quest'anno siamo riusciti a farne 2, dovremmo magari cercare di fare almeno 2 all'anno, uno per gli orti primaverili estivi e uno per gli orti autunnali, vediamo se ce la facciamo, in cui ci si scambia questi semi, ma non può essere tutto un solo evento di scambio semi, deve essere una cosa costante, ripeto. Per cui, come già in piccolo stiamo facendo noi, a Mirko serve una semente di grano antico, me la chiede se ce l'ho, glielo do, viceversa, mi serve una cosa che è un Salvatore. Questo sistema deve essere molto più organizzato, molto più efficiente e dobbiamo avere quasi tutti i semi che dobbiamo. Di strada ce n'è ancora parecchia da fare, però intanto ci stiamo provando, intanto abbiamo questi 10 anni di lavoro che vanno, come dire, messi a profitto, scusate il termine brutto, e chiudo con questa slide perché è quella la cosa che voglio fare con quei fatidici 90 a cui voglio arrivare, mi mancano ancora 30 anni, quindi secondo me ce la facciamo. Ed è questo. Intanto siamo entrati come Casa dei Semi in una rete nazionale, ma c'è anche una rete europea di case di semi, dico case di semi per usare un termine generico, ci sono tante associazioni che non si chiamano case di semi, ma che hanno un sacco di semi. Quindi con la nostra Casa dei Semi, anche non ben organizzata, comunque ci siamo, ci si vede molto online, riusciamo, e c'è una rete italiana che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, è una rete nazionale dove ci sono credo 40.000, forse anche 50 associazioni di tutta Italia che lavorano su questi aspetti, tra cui noi. Attivi fissi è molto meno, ma come anche da noi, attivi a riprodurre semi sono pochi, poi di gente che piacciono i semi antichi, i semi veri, c'è tanta, ma di gente che pochi. Però intanto c'è una rete nazionale, quindi cerchiamo di avere un minimo di coordinamento nazionale. Comunque è stato creato un database in cui noi stessi cercheremo di mettere parte perlomeno delle sementi che abbiamo più. Comunque c'è un intento di organizzazione anche sovranazionale, intendo la Sardegna come Stato indipendente che aderisce a questa rete, ed è per quello che se vogliamo fare l'indipendenza della Sardegna, se non ci facciamo 5 segni, ciao, e chiudo. Questa, la cosa rossa. Se non prima che muoia io, almeno subito, così venga a visitare. Grazie. Allora, io intanto chiederei a voi di avvicinarsi, possiamo fare, qui c'è un foglio,
possiamo scrivere mentre intervengono gli altri, se si vuole intervenire. In questo momento io posso chiedere un giro di interventi, se qualcuno vuole alzare la mano. Ah, vero, quello dei fagioli, sì. C'è qualcuno proprio a Willis Willis, non lo so, Alessandro non credo che abbia tanti semi. C'è un piccolo agricoltore opista a Bonarcavo, non so se tu conosci altri. Forse qualcosa a Cindy anche a Scala Montiferro. Cindy credo che abbia qualche cosetta. Sì, Cindy ne ha. Sta a Scala Montiferro. Se volete comunque vi posso dare contatto. Sì, Alessandro Cadeo lo conosco bene, però non credo che abbia molti semi, non credo che abbia granché, magari 2 o 3 sementi ce ne ha anche. Io ti parlo di persone che hanno almeno 10-15 varietà diverse di semi per l'orto estivo come per l'orto autunnale. E mi sa queste 2 che abbiamo citato ci sono, se vuoi poi ti do i contatti. La cosa importante però è che i semi si prendono con responsabilità. Cioè si prendono e bisogna riprodurli e riportarli in una parte del centro, altrimenti tutti prendono e i semi finiscono. E quindi anche questa è un'altra cosa su cui bisogna lavorare, una grande, grossa responsabilità per i semi. Prendiamoli, riproduciamoli bene, vi diciamo come fare, e riportiamoli in una parte nel punto in cui si divideranno, altrimenti i semi finiscono. È quello che stai immaginando. Cioè la risposta è lunghissima. Brevemente ti dico perché il sistema ufficiale, ad esempio, per prendere finanziamenti della Comunità Europea devi avere essere certificato. Ad esempio il grano, discutevamo con Salvatore questa mattina, per fare il grano, prendere ad esempio i contributi per il grano bio, devi avere essere certificato. Quindi il problema è che la normativa non è fatta, la normativa europea, intendo, quindi quella italiana che arriva di conseguenza, non è fatta per far circolare i semi, anzi al contrario, è fatta proprio per ostacolare, perché è vietato vendere più di un sacchetto di semi, che già oggi ero al limite, un sacco di semi da 12 kg, forse ero al limite, ma insomma ormai già mi conoscono, quindi la dico, mi chiamo di settimana, quindi lo sanno, che sono una brava persona che cambio alcuni obiettivi, per esempio già un agricoltore non può vendere un sacco di 60 kg di seme, che può vendere un sacco di 60 kg di fagioli da mangiare, ed è quello il sistema con cui circolano. Però i problemi sono, uno, la normativa che ostacola la vendita di semi liberi, perché i semi devono rientrare nelle varietà ufficiali e essere venduti dietro l'etichetta. Ed è chiaro che il sistema delle etichette è controllato dai signori che abbiamo detto prima. Per cui una varietà che è francese, che magari coltiva da 15 anni, che è perfettamente adattata sul territorio, fra l'altro semi riprodotti, quindi una grande capacità riproduttiva, non li può vendere, li può solo dare. Che gli agricoltori sono, ed ecco la mia non simpatia per le associazioni di categoria, non dico antipatia, ma non simpatia, perché comunque collaborano a questo sistema in cui l'agricoltore è costretto, se vuole avere i primi PAC, che lo fanno sopravvivere, a stare in questo sistema. Mentre io vorrei agricoltori che possano essere indipendenti da questi primi PAC, ma non possono esserlo se non hanno gettito minimo. Per dirla brutalmente è questo. C'è poi tanto altro, ma il nocciolo fondamentalmente è questo. Che poi rientra in tutto il discorso che giustamente richiamava Maurizio sul fatto che appunto noi abbiamo dei censimenti dell'agricoltura che non considerano gran parte dell'agricoltura che si svolge, nel senso che poi questo adesso di svolgimento
Concani, che adesso non c'è perché al suo terreno, è che gran parte delle persone che in Sardegna curano i terreni sono imprenditori agricoli, sono persone che mettono il loro tempo, spesso il loro denaro, all'atto di un'attività perché ci tengono, perché vogliono, perché gli integrano i passi, una situazione comune con queste attività. E tutte queste situazioni non sono contemplate nella legislazione, non esiste assolutamente alcun tipo di registrazione, non c'è. Lo Stato ovviamente vuole registrare prima di fare una registrazione. Il problema è che molte di queste situazioni non sono facilmente registrabili, perché comunque si parla di attività che tendono a essere informali, di persone in Sardegna, oltre ad avere produttori molto anziani, moltissime persone chiudono le aziende agricole ma continuano a lavorare alla terra. Quindi abbiamo tante di quelle aziende che sono chiuse che in realtà sono ancora terra coltivata da persone anziane. E abbiamo tante persone che coltivano la terra ma sono disoccupate perché non riesci, perché comunque tutta questa legislazione che c'è riguarda tutto, no? Tutti gli aspetti della produzione agricola e degli steccati pesanti di accesso di capitale. Quindi l'accesso alla terra, un problema che abbiamo discusso tante volte ci via proprio, cioè il fatto che gli abbiamo detto anche all'inizio, no? È chiaro che se iniziano ad esserci interessi sulla terra estremi per l'economia agricola, o se ci sono anche dei meccanismi di manipolazione del mercato in favore di chi fa l'agricoltura industriale, di chi ha già molti terreni, come la PAC di fatto, perché la PAC premia i grandi possidenti, e tu ovviamente crei uno steccato che è difficile impiantare e mantenere una situazione differente. Quindi di questo, insomma, è una questione, poi magari non so se da parlare, è stata anche affrontata quando si è cercato di proporre una legge sulla cultura contadina. Poi qui abbiamo altre persone che insomma di queste cose si occupano, e non so se Salvatore vuole parlarci della sua esperienza con le tenute del Magese. Vuole dirci qualcosa? Ciao, buongiorno a tutti. Sono Salvatore, grazie per l'ospitalità intanto a Polia, quindi alla Comune, all'Associazione Salietto, Pietro per averci coinvolti nell'organizzazione di questo evento. Siamo pochi ma buoni, penso. Quindi c'è molte persone che dovevano esserci. La mia esperienza oggi più o meno un decennio, quindi ultimamente tiriamo un po' le somme di perché ho cominciato a farlo, perché ho continuato a farlo, perché oggi continuo a fare questa attività così impegnativa. Inizialmente, quando mi sono avvicinato all'agricoltura, è un po' un modo per trovare delle ragioni per stare in Sardegna. Vengo da una famiglia numerosa, mia madre 10 fratelli, in realtà erano 12, due giovanissimi, la maggior parte emigrati. Mia madre è la più piccola dei 10, forse fortunatamente grazie ai suoi fratelli più grandi che mandavano soldi a casa, lei non ha dovuto fare la stessa scelta. Ma la maggior parte dei miei zii sono persone straniere in Germania, straniere in Sardegna, perché non ci vivono da tanto tempo. Immaginate qual è quindi la condizione di una persona che non ha un suo paese dove riconoscersi. Io solitamente riesco a riconoscere una persona immigrata primo sguardo, perché è una faccia sofferente. Questo è la verità. Mi dispiace, è duro da dire, ma è così e noi Sardegna abbiamo questa condizione. Io stesso, appunto una decina di anni fa, ho pensato di farmi dietro per l'uomo, adesso sono andata, fortunatamente non ho potuto utilizzarlo, però l'ho vista. Quindi ho iniziato a dedicarmi all'agricoltura per cercare di dare
una possibilità a me e ai miei amici con cui mi avvicinavo a questo percorso, eravamo 4, e creiamo una società agricola per cominciare a coltivare zafferano e girasole, che è il paese dove abitavo allora. Io ho comprato casa per decidere di strappare i miei genitori da dove era dell'onere di mantenermi e di creare la mia autonomia. A 23 anni ho comprato un piccolo appartamento e siamo andati a vivere per conto nostro. Noi siamo 3 fratelli questi genitori. Mio padre ha 5, ci sono in 5, ma è rimasto orfano a 14 anni, se no probabilmente anche lui aveva la stessa sorte di avere 11 fratelli, perché così si faceva, però mio nonno è morto giovane, quindi si è trovato in questa condizione, doveva aiutare la famiglia e dopo comunque si è tornato agricoltura. Quindi diciamo che comunque vengo da entrambe le parti, da famiglie che hanno tratto il loro maggior sostentamento nella loro storia dall'agricoltura. Poi c'è stato questo buco generazionale, mio padre ha deciso di studiare, di andare a lavorare all'ospedale come tecnico di laboratorio. Mia madre ha scelto di fare la casalinga e di occuparsi dei questi 3 figli, di cui uno io. Ma la campagna è sempre rimasta in casa, adesso comunque siamo curati gli oliveti di famiglia, mio padre non ha voluto sapere delle vigne, perché appunto l'unico figlio maschio era quello che doveva avere l'onore di andare a fare la pompa per fare la medicina. Un sacrificio, un ragazzo magro che non esattamente scelto per andare a fare il militare, fortunatamente. Quindi diciamo, le figlie era preferito che andassero alle sue sorelle e noi abbiamo seguito gli oliveti. Da 7 anni sono sposato e mia moglie viene da una storia di agricoltura forse molto più ricca, visto che suo bisnonno a Tortolì aveva 1000 ettari, cioè praticamente possedevano tutto quello che è dalle spiagge di Tortolì fino a Cea, Barisardo. In 3 fratelli erano pastori d'Arza, e nel momento in cui si trovarono a registrare l'usucapione del terreno, queste 3 persone registrano 1000 ettari. Nel giro di 3 generazioni questi 1000 ettari sono stati venduti, frammentati. La generazione di mio suocero addirittura non ha visto più nessun tipo di valore in questi terreni, tanto che venivano dati in affitto per pochi spiccioli, se non fanno nulla. Io sono arrivato nella famiglia di mia moglie a scovare una situazione dove il pastore che doveva a mesa pari, come si fa, prendere la metà del raccolto, faceva sparire un camion di avena prima che arrivasse. L'ho beccato al rifornitore col camion pieno, quindi ogni anno ha fatto non c'è di fumare. E rubavano fondamentalmente, c'è il raccolto sotto il naso. Appunto da quell'anno, visto che appunto voglio dare una mano, abbiamo preso in mano 15 ettari dell'azienda di mio suocero e abbiamo cominciato con mia moglie, che già una partita IVA moderna, ma appunto non c'era mai nessun utile, perché fondamentalmente il pastore che se ne doveva occupare non andava nessun utile, e quindi lei addirittura sborsava in tasca dei soldi per pagarsi tenendoli a casa. Da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, l'azienda di Stefania ha cominciato a lavorare in ordinaria, l'azienda adesso porta a casa 20.000 euro all'anno, non si vive assolutamente di quello, io faccio l'operaio perché le esigenze sono di più, quindi non, da quello che parlo di 20.000 euro lordi, quindi sicuramente poi di utili c'è ben poco. Coltiviamo in tutto 27 ettari, di cui appunto abbiamo inserito a fascicolo anche dei terreni in affitto, di amici che mi hanno pregato di prendere questi loro terreni in affitto perché appunto volevano uscire dalle dinamiche di sfruttamento dei terreni di chi fa allevamento male, perché lo fanno giustamente prima di tutto per l'assistenzialismo delle parti, non tanto per aver un'azienda produttiva. Noi abbiamo deciso in maniera eroica, ma appunto con le spalle coperte da un lavoro principale, che è quello che ci fa vivere. Io
diciamo che la maggior parte di quello di cui noi viviamo deriva da quella fonte principale. L'agricoltura è un percorso che quindi viene già da quando ancora non conoscevo mia moglie, che per il proseguo, quindi diciamo da circa 10 anni, senza compromessi. Quindi la nostra azienda agricola può tranquillamente reggersi senza e noi non lavoriamo secondo questi progetti, se no appunto con 27 ettari anche io ho messo delle mucche da carne magre morenti, mi sarei stato tranquillamente il mio delle cose tranquillo, senza tanto sforzo, quando è il momento di prendere i vitelli nel campo a caricarsi e pace e bene, questo non ci interessa. Abbiamo come intanto ci siamo messi a cercare di capire come poterci produrre semi, abbiamo investito per acquistare le macchine per poterci tagliare il grano, tra cui appunto un vaglio l'abbiamo comprato dall'associazione Semi, grazie a Luisa che ci aveva segnalato da come venderla, abbiamo comprato uno sfrecciatoio vecchio di quelli ballerini che vennero diffusi in Italia per dare appunto indipendenza ai contadini che volevano ripulire le sementi i semi delle piante infestanti che normalmente in un campo non riservato nascono, quindi però se io voglio seminare ho sempre la fece e mezzo che cresce spontanea, a un certo punto finisce che se non pulisco in qualche modo la mia semente mi trovo in campo più feccia che grano e alla fine quindi non ho qualcosa di interessante. Perciò è necessario anche stoccare bene i semi che poi sono per noi il percorso è identico, nel senso che i semi che maciniamo per fare semola e farina sono gli stessi, poi una parte di quei bancari ne scelgono uno e lo riseminano perché lo tratto allo stesso modo. Non per tutti forse è così, fondamentalmente è importante appunto cercare di mantenerla in purezza, quindi anche con degli interventi manuali in campo nell'eliminare eventuali piante estranee. Quindi magari una cosa che facciamo è scegliere una parte comoda del campo, quindi facilmente raggiungibile, facilmente controllabile, per tenerla particolarmente pulita. E cosa facciamo? Impieghiamo pagando di più il trebbiatore, perché si fa pagare a ora, per far sì che una parte dei semi raccolti sia certamente quella che noi vogliamo seminare. Quando la mititrebbia arriva nel nostro terreno ha già cambiato il campo. Allora che si fa? Vi faccio fare i giri delle capezzaglie, che solitamente sono anche la parte del campo con del grano di minor qualità, perché è più esposta a possibili uccellini che vanno a mangiare facilmente, esposti ai venti, magari parti marginali del campo che non hanno avuto una lavorazione efficace quanto il resto, la seminatrice sa saltato, perché magari solitamente le portici sono anche più pietre e così via, quindi la parte che vado a scaricare e trascina anche i semi che erano dentro la trebbia del contadino precedente. Quella parte chiaramente appunto non può essere utilizzata per seminare, se no probabilmente mi seminerò anche un grano, come dire, che non è quello che mi interessa fondamentalmente. Quindi quello, considerate che non gasta nessuno a fare quella chimica, quindi di sicuro non è un grano comunque sia contaminato o avvelenato. Perché? Perché l'agricoltura è così povera, hanno capito subito che non ha nessun senso né sprecare soldi né per fare trattamenti né per fare chissà quali concimazioni, perché poi nel tempo ti rendi conto che non hai un vantaggio economico reale, cioè se io compro 1.000 euro di concimi, non è matematico che raccoglierò 1.000 euro in più del raccolto, quindi quando tutti capiscono che poi non c'è la resa, lasciamo perdere direttamente. Okay. Quindi di fatto sono tranquillo che comunque il trebbiatore sa che ho questo interesse, quindi cerca sempre di trebbiare prima una persona affidata, comunque sia che mi entri in casa qualcosa di buono, perché oggettivamente questo accade. Fatto questo, appunto, la trebbia la faccio scaricare e poi procedere a trebbiare la parte a cui ho dato più cura e ho fatto anche un po' di selezione manuale, magari se sto producendo grano duro, capita che c'è un po' di grano tenero, qualche spiga di orzo, che ho selezionato a mano e quindi quella parte verrà scaricata e mi faccio un segnetto che è quello del seme. E quindi mi sono scaricato anche il piggyback che è un raccoglie fogliato e conservato per rislare insieme. E poi procede per il resto dei campi.
Succede poi che, visto che facciamo le rotazioni, quindi abbiamo i campi con i ceci, con le lenticchie e così via, finisce che dentro i ceci ci sarà un po' del grano pregato prima, poi quando passa al campo di lenticchie ci sono le lenticchie insieme a grano e così via. E poi col Faglios che lavora per sezioni,